Serie B-Win. Tutti i colori della passione. All'Euganeo, Padova e Sassuolo si giocano punti pesanti rispettivamente per la corsa a promozione e salvezza. Mister Calori recupera il bomber vantaggiato che viene schierato al fianco Di Gennaro e Succi, capocannoniere della Serie B. Nel Sassuolo mister Gregucci ritrova De Falco e Troiano. Dirige l'anticipo della 19ª giornata della Serie B Win il signor Calvarese della sezione di Teramo. Inquadrati i giocatori del Padova, partita che si infiamma fin da subito. Al 7° minuto incursione di Gennaro che si inserisce in area di rigore, il cross però non trova alcun compagno e il Sassuolo libera. Gucci osserva i suoi preoccupato. Attenzione al Padova, vantaggiato, che serve Succi in area di rigore. Succi, il tiro di Succi e il gol. All'8° minuto il Padova è già in vantaggio con il gol del numero 19 Succi, e questa è la festa sugli spalti. L'attaccante del Padova sempre più capocannoniere di questa Serie B Win, 15 gol per lui, niente da fare per Bressan. Padova che attacca ancora, una mischia in area di rigore, toccano tutti gli attaccanti il pallone, poi Bressan ci mette una pezza e riesce a recuperare il pallone. Tutto questo all'11°, un minuto dopo il Sassuolo ha la palla del pareggio, ma Noselli spreca tutto con questo sinistro da dimenticare. Non sarà serata per lui, non sarà serata per il Sassuolo, che attacca sul fronte sinistro, ma il pallone non giunge ad alcun compagno. Poi la difesa del Padova riesce a liberare. Si chiude così il primo tempo. Non è soddisfatto Gregucci, che manda in campo nella ripresa un altro attaccante, Martinetti, ma il Padova riesce a contenere il Sassuolo. Subito Martinetti per Noselli, che si allunga troppo il pallone, che finisce sul fondo. Attenzione, 56°, punizione di vantaggiato che finisce fuori, e ancora vantaggiato, non è un replay, un altro calcio piazzato. Sbaglia di pochissimo l'attaccante del Padova, che sembra davvero scoraggiato. Poi i patavini provano a farsi largo ancora nella difesa del Sassuolo. Conclusione completamente sbagliata. Attaccano soprattutto sulle fasce gli uomini di Calori, mezza rovesciata di Succi, poi il tiro di Bovo che viene ribattuto da un difensore, pallone che finisce in corner. Il Sassuolo che va vicino al pari nel finale con Quadrini, palla di pochissimo a lato. Ancora il Padova dalle retrovie con Capitan Bovo, pallone fuori di pochissimo, il bis che non arriva. Ma dopo 3 KO consecutivi arriva la vittoria per gli uomini di Calori, che vanno a -1 dalla zona playoff. Il Sassuolo rimane invece nei bassi fondi della classifica.